Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geracci, benvenuti. Siamo live da Villa Sant'Alfonso a Palermo e Panormus Gela, 14ª giornata del campionato Under 17 Elite siciliano. Entrambe le squadre sono quasi pronte per iniziare. La Panormus in tenuta scura, un misto tra grigio e nero, risponde il Gela in maglia giallo fluo. Le due formazioni con la Panormus di Salvo Lo Giudice che si presenta con il 4-3-3, Presti Giacomo in porta, poi Viola, Provenza, Mattagliano e Boatta in difesa, centrocampo Quattrocchi, Geraci e Bellingardo, in attacco D'Amico, Imperato e Lamotta. A disposizione in panchina ci sono il secondo portiere Lo Iacono, poi Novara, Liga, Profeta, Chinnici, Trapani, Fazio e Scardina. Dall'altro lato il Gela di Giuseppe Ferrigno con il 3-4-3, Messineo in porta, Pappalardo, Zuppardo e Granvillano in difesa, Migliorisi, Minardi, Nobile e Vespa a centrocampo, in attacco Lomaio, Tinirello e Marco Ferrigno. A disposizione in panchina Maganuco per la porta, poi Italiano, Gangi, Internullo, Intanno, Saccomando e Battaglia. L'arbitro della partita è Giovanni Arena della sezione di Palermo. La carica prima del Gela alla destra dei vostri teleschermi e poi della Panormus dall'altro lato a sinistra. Primo pallone che verrà battuto dalla squadra di Ferrigno, che non vince da 3 partite. Nell'ultimo turno ha perso in casa 1-0 contro il Gonzaga. La Panormus invece ha perso dopo un periodo però positivo, la sconfitta in trasferta per 3-0 contro il Calcio Sicilia. Un match molto importante dato che entrambe le squadre sono a ridosso della zona playoff a pari punti. Quindi oggi aumentare di 3 lunghezze sarebbe abbastanza fondamentale per il proprio percorso verso la fine di questa stagione. Tutti comodi, è iniziata Panormus Gela. Subito il Gela a proporsi, non arriva però esattamente questo pallone per Marco Ferrigno. Pallone messo in rete dalla Panormus, ma tutto fermo. Il fischio di Arena che ha bloccato l'azione. Un match questo qui che rappresenta uno dei 3 posticipi di questa 14ª di campionato. Nel corso del pomeriggio alle ore 15 si sono giocate Gonzaga Fortitudo Bagheria 1-0, il pareggio per 1-1 in Trapanicus Palermo, 1-1 anche in Vilabate Vis Palermo. È in corso dalle ore 16:30 la sfida tra Buon Pastore e Calcio Sicilia. Il Calcio Sicilia sta vincendo per 1-0 poco fa. Il kick-off di Panormus Gela chiude il programma domani alle ore 11:30, la sfida tra Academy Palermo e Atena. Dicevamo sia Panormus che Gela a pari punti, rispettivamente al quinto e al quarto posto. Gela su per le caratteristiche extra punti, poi l'occasione per la Panormus con Geraci, calcio d'angolo per la squadra di Lo Giudice. A 21 punti c'è anche la Fortitudo Bagheria che però ha una gara in più, l'ha persa come dicevamo in casa del Gonzaga. Al terzo posto c'è il Cus Palermo a 23, al secondo posto il Trapani a 25, al primo posto comanda la classifica di questo girone A il Calcio Sicilia a 30. Angolo Panormus battuto basso, pallone all'interno dell'area, si cerca il tiro verso la porta, in tanti nel cuore dell'area, cross in mezzo, c'è il tap-in voluto da D'Amico davanti Messineo, azione fermata per fuorigioco da parte dell'arbitro. Panormus subitissimo, pericolosa con l'occasione in zona pericolosa da parte di Manuel Geraci. Abbiamo iniziato col figlio giusto.
c'è stato il calcio d'angolo, poi azione che però si è fermata per una posizione irregolare. Adesso prova a reagire il Gela, che cerca il cross in mezzo con Lomaio, pallone in fallo laterale. Tempo incerto oggi a Palermo, una leggera pioggia ma consistente ha accompagnato il riscaldamento delle due squadre, situazione che si è calmata un po'. Non è detto che finisca qui, c'è il tiro e il gol con deviazione, il vantaggio del Gela con Nobile, l'1-0 della squadra nissena, il gol con il tiro al volo di Nobile per il vantaggio della squadra di Giuseppe Ferrigno, nonostante la prima occasione da gol l'abbia avuta la Panormus. Nobile porta in vantaggi i suoi, si sblocca il big match con il gol di Nobile, battuto Presti Giacomo. Vedremo un po' come si evolverà la situazione. Non è sempre semplice subire un gol dopo 4 minuti, ciò che è successo poco fa alla Panormus. Il terreno di gioco non è esattamente con le dimensioni regolamentari, è più un campo a 9 questo qui, quello principale di Villa Sant'Alfonso a Palermo. Su cui però la Panormus è abituata ormai a giocare. Una scuola calcio che va avanti ormai da anni, c'è stata anche la prima squadra anni fa, poi la scomparsa dai campionati dilettantistici regionali in Sicilia e il mantenimento del settore giovanile che ha portato tanti ragazzi a emergere anche nel calcio che conta. Anche il Gela punta tanto sui propri giovani, proprio per questo in estate ha avuto la fusione con il Gela FC, anche per poter ripescare la sua prima squadra nel campionato di eccellenza. Milita nel girone B in zona playoff. Questo quarto posto con l'Under 17 Elite testimonia il buon lavoro da parte di Giuseppe Ferrigno e del suo staff. Proposta profonda di Miorisi, pallone a centrocampo con l'autore del gol Nobile. Il pallone lungo arriva nella zona di Presti Giacomo, il portiere della Panormus, per far ricominciare tutto assieme alla sua difesa. Colpo di testa c'è stato anche da parte di Granvillano, si ritorna indietro con Viola. Provenza, il pallone per Mattaliano, profondo, verso la profondità, è andato a correre Quattrocchi. L'attacco di Viola, scambia con Geraci, ancora Viola a lottare i palloni di prima delle Gela in proiezione offensiva. Provenza la manda più in là, nuovo recupero della Panormus in mezzo al campo, fallo questo qui su D'Amico e calcio di punizione per la squadra di Lo Giudice.
Rimessa laterale per il Gela, intercetta Bellingardo, il pallone rimbalza nella zona di Nobile, il dribbling in mezzo al campo da parte di Nobile, scivolata decisiva a fermare l'azione da parte di Boatta. C'è anche il calcio di punizione a favore della Panormus, che ha fretta di riportarsi in avanti dato il gol subito dopo appena 4 minuti. Non sono però arrivati da quel punto in poi occasioni vere e proprie verso la porta di Messineo. Sale il Gela, Vespa cerca Marco Ferrigno, lanciato in profondità, imperato con Messineo che lo anticipa. A sua volta l'intervento del portiere del Gela. Insegue il pallone Marco Ferrigno, pallone che finisce sopra la panchina della Panormus. Battuta subito la rimessa laterale, Nobile prolunga di testa, il pallone arriva adesso a Vespa che ha modo di avanzare. Ancora Vespa, cross, troppo però su Prestigiacomo. Tu Andrea. Lancio lunghissimo verso D'Amico, sempre però il Gela fermare questi lanci lunghi da parte della Panormus. Panormus che ritorna spesso dal proprio portiere Prestigiacomo, in questo caso dopo il servizio di Viola. Ovviamente due tempi da 45 minuti ciascuno. Dall'Under 16 in giù invece il tempo diminuisce per frazione di gioco, si va a 40 minuti, poi nell'Under 15 si gioca per un totale di 70, quindi 35 a tempo. Attacco, forse involontario, forse no, da parte di Marco Ferrigno. Il pallone viene recuperato da Pappalardo, vuole passaggi migliori Giuseppe Ferrigno dalla panchina delle Gela. Tutti questi elementi possono sicuramente far comodo invece per la rosa di Mirko Fausciano, l'allenatore della prima squadra. Società dilettantistiche che tingono molto dal proprio settore giovanile anche per semplici convocazioni, semplici panchine, qualche minuto da subentrati e chissà anche mantenere il posto da titolare. Panormus che invece fa parte del circuito di scuole calcio che favorisce anche il Palermo. Spesso ci sono questi trasferimenti da una parte all'altra e viceversa. C'è però anche un'altra società, sempre di Serie B, con cui la Panormus ha buoni rapporti, il Catanzaro, in cui sono arrivati diversi ragazzi negli ultimi anni. Signore, l'ha spinto però, signore, l'ha spinto.
lancio profondo, di testa anche Minardi. Panormus che ricomincia dal proprio reparto difensivo. Viola avanza, perde però il possesso. Marco Ferrigno allarga da Lomaio, pallone che però si perde sul fondo. Nobile manda a correre Marco Ferrigno, l'aggancio di Tinirello, il recupero di Viola. Chiede una marcatura più attenta ai suoi, lo giudice. Pressione maggiore anche richiesta da Ferrigno per il suo Gela. Sponda di Tinirello. Si torna dietro da Migliorisi. 1-2 con Minardi. Anche in questo caso l'azione si spegne subito. Primo quarto d'ora che si è esaurito. Gela sempre avanti 1-0 con il gol di Nobile al quarto. Forza, Samu! Prova a vincere il contrasto Geraci. Va a subire fallo. C'è il calcio di punizione. Lancio lungo, colpo di testa. C'è anche il lancio di Tinirello, preso immediatamente da Mattagliano. Il passaggio verso la Motta, finisce a terra, tutto regolare secondo Arena di Palermo. Si lotta in mezzo al campo. È più la Panormus che cerca di far girare il pallone che è di colore giallo fluo, proprio come le maglie del Gela. Ormai c'è buio a Palermo in questo sabato di gennaio. La pioggia continua a scendere, a fare soltanto un contorno. Forza Simo, dai Simo! Di forza Provenza nel tentativo di trovare qualche deviazione. Adesso il Gela può andare con Vespa, cross a rientrare, di testa ancora Provenza, l'aggancio di Migliorisi, si ferma, serve con il destro verso il centro. L'azione però della Panormus con quattro occhi viene Il gioco, signore! fatta terminare subito. Punizione però battuta, lanciato così imperato, troppo lungo il pallone, e rimessa anche per il Gela. Scambia sullo stretto la Panormus. Provenza, pallone va, scorre. Diretto a Messineo.
Pappalardo, proposta, è un po' lontano Tinirello, risponde con forza la Panormus, lancio in avanti di testa Gran Villano, il recupero di Geraci, pallone rispedito a Messineo, la prende centrale, fallo commesso da Marco Ferrigno. C'è la battuta del calcio di punizione, gira bene questo pallone per Viola, lancio profondo, colpo di testa, una sponda verso il centro, il destro al volo, voluto dalla Panormus con quattro occhi, pallone preso da Messineo. Vento più pioggia, cosa abbastanza fastidiosa. La Panormus poco fa ha avuto l'occasione per pareggiare, altro tiro da fuori di quattro occhi, la distesa di Messineo, fallo laterale. Attacchiamo forte! Rimessa direttamente in area di rigore, lontana di testa Pappalardo, quattro occhi, deviazione secondo l'arbitro, calcio d'angolo per la Panormus che sta intensificando la produzione offensiva verso l'area del Gela. Battuta bassa verso il primo palo, nuova proposta, pallone allontanato, poi il tiro alto di Bellingardo in mezzo alle foglie degli alberi dietro la porta di Messineo. Per fortuna il pallone è sceso. L'indicazione di Giuseppe Ferrigno a Vianisi: devi stringere. Queste sono le parole del tecnico della Gela da bordo campo. Pappalardo, difesa della Panormus non proprio sul pezzo, dato che Provenza stava indietreggiando con lentezza nonostante la corsa degli attaccanti. Occhio alla Panormus che si propone in area di rigore e fa 1-1 con D'Amico, il pareggio della squadra di Lo Giudice, con D'Amico che scavalca Messineo e riporta tutto in parità. Bravo Andrea, dai ragazzi! Bravo Andrea! Bravo Andrea! Bravo! Tutto da rifare per il Gela, 1-1 a Villa Sant'Alfonso con il pareggio di D'Amico in risposta al momentaneo vantaggio di Nobile. D'Amico attento a non farsi ipnotizzare, è riuscito a superare Messineo mantenendo il pallone a terra e a calciare morbidamente in rete. Appoggio al volo per Viola che può andare attraverso il passo secondo palo, non ci può arrivare Imperato a calciare verso la porta. La Panormus spinge, continua ad attaccare. Serve una scossa alla Gela per presentarsi come lo aveva fatto nei primissimi minuti della partita. C'è un giocatore a terra, però l'azione non va a continuare
in maniera fluida. Piccolo stop per Bellingardo, si rialza il centrocampista di Lo Giudice. Spray all'altezza della caviglia destra. Rientra in campo. Pallone restituito al Gela. Si riparte da Messineo. Bravo! Provenza, contrasto con Bellingardo protagonista, poi altro fischio dell'arbitro nel corso di questa partita, la punizione conquistata da Marco Ferrigno. Battuta con Timirello, eventualmente con il destro. Ceminardi col mancino, si è avvicinato Zuppardo, adesso si allontana nel numero 5. 2 in barriera invece per la Panormus. Alla battuta andrà Timirello con il destro, c'è soltanto lui sul punto da dove far partire il pallone. Parte Timirello verso il centro, la battuta non proprio diretta nel cuore dell'area, troppo nella zona vicina alla barriera. D'Amico, traversone morbido, prolungamento verso l'altro lato, il tocco di Geraci, largo, c'è il diagonale in porta di Imperato, la distesa di Messineo. La Panormus insiste, palleggia davanti alla porta, ci pensa così il Gela a levarla via con Gran Villano. Le minacce continuano a presentarsi nell'area avversaria, continua ad attaccare la Panormus, se ne va così Imperato, cross dentro, il tacco a liberare, almeno questa era l'intenzione da parte di Gran Villano. Per sua fortuna il Gela si propone, la tocca anche con la mano Lomaio. L'arbitro vede intervento falloso, in ogni caso il pallone era uscito per la rimessa laterale. Giocarla Andrea! Giocarla Andrea! Mezzo gli avversari, la Panormus con D'Amico. Pallone fuori. Chiede maggiore velocità nei passaggi Giuseppe Ferrigno, data appunto le piccole dimensioni del campo. Geraci vuole il tacco, protegge anche il pallone, c'è stato il passaggio da parte di Timirello, comunque c'è fallo commesso dal giocatore della Panormus. E allora punizione con Timirello alla battuta. Parte Timirello, pallone a giro verso il centro dell'area, abbastanza centrale per Prestigiacomo che rimane giù. Vabbè, Peppe. Ok, Peppe. Concentrati. Ha avuto un contatto con Pappalardo, il portiere della Panormus, Prestigiacomo. Anche in questo caso la situazione si risolve subito. Rimessa battuta subito per la Panormus. La Motta, cross respinto da Zuppardo, calcio d'angolo. Il calcio d'angolo non la colpisce nessuno, si innalza questo pallone, si cerca il tocco con il braccio. Muovila Peppe.
La Panormus comunque mantiene il possesso. Lancio subito profondo. Fischio dell'arbitro a fermare l'azione. Salva il pallone Vespa, il passaggio per Tinirello, errato il suo tiro a giro. Colpo di testa di Nobile in mezzo alle linee, il movimento di Viola, pallone perso, Tinirello guadagna fallo. Davanti la palla Andrea. Ok. Tinirello sta conquistando diverse potenziali opportunità. Stavolta però la punizione viene battuta da Minardi. Soliti 2 in barriera per la Panormus. Parte Minardi, lancio lungo verso Pappalardo, troppo per il suo compagno. Pallone perso subito dalla Panormus, si accentra verso l'interno il Gela, la conclusione di Migliorisi, si distende Prestigiacomo. Pallone che è terminato fuori e calcio d'angolo per il Gela. Battuta morbida, secondo palo, non la prende nessuno. Attraversata tutta l'area di rigore, intercetto di Migliorisi, ripropone Pappalardo di testa, il recupero della Panormus con Quattrocchi che allarga, trova così D'Amico a puntare gli avversari. Il tocco di Tinirello, stava spazzando il Gela con Zuppardo, poi si è trovato davanti Minardi, ci ha pensato lui. Largo! È buona questa! Posizione regolare per il sinistro in porta da parte di Imperato, la rimonta della Panormus che si completa così con il gol di Imperato 2-1. Dai ragazzi! Dai, non vogliamo, Arriva di spalle! Forte! Bravo! L'insistenza della Panormus che alla fine ha portato i suoi frutti. Il gol di D'Amico e Imperato a rimontare quello di Nobile per un 2-1 per 3 gol nell'arco di mezz'ora. Ancora! Bravo! Per queste due squadre che sono a pari punti in classifica, almeno prima di questo match. È buona! Adesso la Panormus si prende questi ipotetici 3. Il match ancora però è abbastanza lungo. D'Amico, servizio al limite, allarga, Geraci, sterza sul mancino, il pallone scorre vicino alla zona di Bellingardo che non ha modo per prenderlo. Scappa Peppe, occhio Peppe! Perde palla Migliorisi, allora la Panormus in proiezione offensiva, D'Amico a puntare gli avversari, supera Travillano a terra, il giocatore della Panormus, non c'è calcio di rigore secondo l'arbitro. Il Gela risponde immediatamente, Tinirello, doppio passo contro Viola, poi Lumaio non ha grandi possibilità. Le sentite le proteste dei genitori dei ragazzi della Panormus che volevano il calcio di rigore? Proteste da parte di Salvo Giudice in panchina dalla Panormus. Le spiegazioni dell'arbitro.
Giovanni Arena della sezione di Palermo. Per favore, Scusa, coglione che lo doveva morire. Esatto. Lo doveva morire, sto gran coglione! Esatto. Bravo Davide. Oh, fischi, mo! Fallo Fischia adesso! sulla Motta. Terreno di gioco che diventa anche scivoloso. Cioè, mister, ma come fa a non saltarsi un rigore del genere? Ma come si fa, mister? Mamma mia, oh! Non lo so, però purtroppo che ci andiamo dietro. Scusa, Carlo, lo doveva morire allora. Scusa, lo doveva morire. Allora. Lo doveva ammonire se non o il rigore o lo ammonire. Si sistema un po' il Gela. Parte la battuta fitta, c'è il tap-in verso la porta di La Motta. Tentato da parte sua prima una deviazione per dare quest'angolo. Schema corto, riceve Giracci, si allunga di troppo il pallone, fallo commesso su Tinirello. Punizione Gela. È giusto, Manuel, è giusto. Devi calciare, la cosa semplice, la cosa che sai fare bene poi. Giracci allarga, passaggio di prima, non la può prendere La Motta. Tinirello, morbido, verso la profondità, ci pensa Viola, mettere in fallo laterale. Gran Villano, la battuta della sua rimessa, pallone che glielo va a passare Minardi, cross, fallo subito da Gran Villano. Nuova punizione per il Gela. Dietro, arbitro! Tu Andrea, vai tu, vai pure tu Andrea. La barriera sistemata da Prestigiacomo contro la battuta di Minardi. Secondo palo, anche in questo caso non ce la fa a colpirla di testa Pappalardo, che prova sempre a sfruttare la sua altezza. Pressing alto del Gela, la prende Migliorisi. Samu, copri il centro prima. Pappalardo sopra posto, La Motta su di lui. Copri il centro prima, Samu. È una seconda palla. Qui D'Amico. C'è il buco, la prendi tu la seconda palla. Subito il colpo. Lo aiuta Salvo Giudice, l'allenatore, a fargli ristabilire un po' i sensi con qualche esercizio aerobico. Si riprende immediatamente. L'esterno. Se no ti rendi Sale il Gela
con la rimessa per Granvillano, cerca di spazzare D'Amico, ci pensano i suoi compagni a far arrivare tutto sul lato mancino, quello più sfruttato, anche se quello destro ha i suoi numeri favorevoli riguardanti le azioni della Panormus. Bravo Manu! Bravo! Laterali per la Panormus. È tempo un po' di subire. Si lotta ancora in mezzo al campo. Pallone proposto in profondità, c'è l'imbucata, c'è il sinistro in porta quasi per D'Amico. Grande occasione, il tocco sotto con l'effetto. Pallone fuori di pochissimo. Ultimi 5 minuti più recupero per questo primo tempo. Panormus sempre avanti. Marco Ferrigno stava provando l'alzata, adesso riconquista il pallone, ma c'è il fischio dell'arbitro. Viola, la Motta, servizio dentro ancora, Viola, il pallone respinto da Messineo, ancora il portiere del Gela che stavolta non ce la fa a mantenere il pallone prima di varcare la linea. Il gol di La Motta, 3-1 Panormus. Con intensità, Dai raga, non vogliamo, non vogliamo. Davide, l'attenzione di tutti, Davide. 3-1 per la Panormus, gol al limite della validità. Il pallone ha oltrepassato la linea di porta. A giudizio dell'arbitro adesso la Panormus si diverte. Messineo ce l'aveva fatta a rispondere sul tiro di Viola. Sotto porta La Motta. Ha fatto 3-1 nonostante l'impegno massimo di Messineo. Giusto, mancano 2 minuti, Un gol per dare segnale. Nonostante ciò, la squadra di Lo Giudice rimane in proiezione offensiva. Viola, vicino al gol poco fa. Il scambio non si concretizza, tutto di prima.
Bravo. Giraci stava per agganciarla alla Motta. Pallone nella zona di D'Amico, la prende Messineo che dice ai suoi di salire. Forte, forte, Samu! Bravo! Il recupero della Panormus con Quattrocchi che sterza. Ancora, Samu! C'è per il recupero della Gela. Tinirello evita anche D'Amico. Nuovo recupero Panormus, la scivolata di Pappalardo. 1,5 più recupero. Giochiamo! Il pallone rimbalza davanti la Motta che subisce la trattenuta del proprio avversario. Scatta il cartellino giallo per Zuppardo, il primo del match. Peppe. No, Peppe, Provenza. Restato, manca un minuto. Geraci batte questa punizione. Parte il suo pallone verso il fondo. Occhio, ha dato un minuto di recupero. Uno di recupero. Si gioca ancora. Giusto per recuperare le esultanze ai 4 gol a cui abbiamo assistito. Andrea, copri, Andrea, copri. Pallone regalato a Bellingardo, profondità, scavalcato Messineo, la mette dentro Imperato per la doppietta personale, per il 4-1 della Panormus. Bravo, Timo! E c'è anche il gol nella finale di primo tempo. Occhio Andrea, guarda la palla, concentrato dentro il campo, in partita, Colpo abbastanza duro per gli avversari, finisce qui il primo tempo, 4-1 Panormus, nonostante il momentaneo vantaggio di Nobile al quarto minuto, la rimonta della Panormus con D'Amico, la doppietta di Imperato. In mezzo ai 2 gol di Imperato c'è stato quello di La Motta. Ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora, sempre qui in diretta da Villa Sant'Alfonso per la ripresa. Il risultato pesante, però fa parte del gioco del calcio, i ragazzi devono crescere in fretta, abbiamo incontrato una grande squadra, c'è poco da dire, i ragazzi non si sono fatti trovare pronti, ma ripeto, questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, un percorso straordinario, perciò non posso che essere soddisfatto. È normale, la sconfitta pesa, dobbiamo subito digerirla, non sarà facile digerirla perché comunque sono abituati a giocarsela diversamente, però fa parte del gioco, capitano queste giornate no, oggi è stata una giornata no,
anche le molte assenze hanno inciso, ma ripeto, il gruppo è forte e coeso, deve continuare a lavorare, pazienza. Qui siamo tutti dopolavoristi, perciò oggi hanno dovuto prendere giorni di lavoro, è stata una spesa importante per la società, però l'abbiamo vissuta serenamente, come anche un premio per il campionato che stiamo facendo. Perciò niente, che devo dire, dobbiamo subito rimetterci al lavoro e pensare a condonare questo brutto risultato e pensare alla prossima. Il progetto nostro è la salvezza, siamo lì terzi, è ovvio che siamo lì, balliamo, però ci sono corazzate importanti come Piana degli Albanesi, come Vittoria del nostro girone, Avola, insomma sono squadre attrezzate per vincere. Di conseguenza noi siamo lì, è normale che giochiamo sempre, scendiamo in campo per giocarci la partita, per imporre il nostro gioco, delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però ce la giocheremo insomma fino alla fine e alla fine dell'anno tiriamo le linee. Ottime impressioni, tanti nuovi compagni con cui non avevo mai giocato e tanti invece vecchi amici che vengo a ritrovare con tantissimo piacere. Adesso invece parliamo un po' della partita, perché in un primo tempo forse non ottimale della tua squadra, un risultato di 0-3, poi però il tuo gol ha riaperto la gara. Ti chiedo quindi quanto è stato importante fare quel gol in quel momento e poi di commentarcelo. Sì, ti posso dire intanto che è stata una bellissima partita. Sapevamo che era un'ottima squadra, anche perché abbiamo chiuso il girone di andata in 4 come stesso punteggio, però per differenza reti diciamo che siamo noi sopra, però sapevamo la forza del Marsala e sapevamo che veniva a fare una grandissima partita, anche perché i punti parlano chiari. Poi pronti via subito 1-2, 3-0, però siamo stati bravi a riprenderla e essere soprattutto poi lucidi all'inizio del secondo tempo e a credere nelle nostre potenzialità. Nel secondo tempo cosa è successo? Perché è stata una squadra decisamente differente, negli spogliatoi forse tu, ma anche qualche altra figura di esperienza, avete detto qualcosa in particolare o frutto del caso? No, queste cose non vengono mai frutto del caso. Cioè, io penso che quando tu prepari le partite in settimana e vedi gli elementi che tu c'hai in squadra, basta semplicemente trovare quella scintilla, quel gol del 3-1 per far capire di far tornare la calma e riprendere la partita in mano, perché sapevamo che anche se sono un'ottima squadra noi lo siamo anche ancora di più. Adesso questa è stata la 12ª giornata del campionato di Serie C2, ti chiedo, ci sono 3 squadre a quota 28, Figarazzi, Merlo e appunto lo Iato, invece Città di Marsala rimane a quota 25. Credi che magari questa squadra con questa sconfitta possa anche un po' allontanarsi dalle altre 3 oppure no? Allora ti dico di no, perché secondo me è una squadra che oggi viene qui e impone il suo gioco e si porta sul 3-0, però poi ovviamente grazie alla nostra bravura la ribaltiamo, non può mollare un campionato alla 12ª, anzi credo che poi in casa farà il suo dovere e magari farà dei punti che la rimetteranno sicuramente in gioco, perché 3 punti sono una gara, niente di che. Poi quando ne hai altre 3 di sopra che si devono incontrare e inciampa qualcuno, ovviamente speriamo non noi, anche perché ci siamo ripromessi che saranno delle finali ogni partita. Questa era l'11ª e andremo avanti su questo ritmo fin quando il campo ce lo permette. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima giornata, sfida contro il Città di Bisacquino, una trasferta. Come la preparerete e se conosci chiaramente gli avversari? Allora ti dico che non li conosco personalmente gli avversari, però ovviamente tramite il gruppo chiederemo le informazioni giuste che loro ci hanno giocato, vedremo un po' di studiare questa squadra, sempre perché c'è da migliorare settimana in settimana. Ovviamente noi prepareremo la nostra gara come sempre con massimo rispetto, anche perché abbiamo visto che ieri ha fatto un risultato fuori casa contro l'Aveco, quindi secondo me sono dei ragazzi in fiducia, saranno dentro casa. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande pazienza, loro si difendevano molto bene, si chiudevano molto bene, dovevamo aspettare il momento giusto per poterli colpire. Abbiamo creato, però c'era anche un avversario che la classifica parla chiaro, aveva tutte le carte in regola per far bene, quindi la bravura è stata quella di attaccare e non subire contropiedi fatali, cosa che in precedenza abbiamo vissuto in altre partite, quindi già il primo tempo per me era molto soddisfacente, a parte che l'abbiamo chiuso in vantaggio. Poi nel secondo chiaramente abbiamo trovato più spazi, loro si sono allungati un attimino e abbiamo ragazzi che negli spazi larghi possono essere devastanti.
e quindi il risultato poi ha preso corpo, ma la cosa che ha sottolineato Giuseppe, io confermo, era la impermeabilità difensiva, che è uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato durante tutto il girone di andata e che stiamo cercando di correggere con un dispositivo in campo diverso e anche con giocatori con caratteristiche diverse. Quest'oggi diversi volti nuovi in campo, come giudica i nuovi arrivi di questa campagna acquisti invernale? Ma Giglio arriva, ma arriva in un contesto di portieri già molto valido. Io ero molto contento di tutto quello che era accaduto per quanto concerneva l'estremo difensore. Abbiamo perso Norf, è arrivato Giglio, ma il parco portieri per me è estremamente valido. Giglio ha l'esperienza, è anche un preparatore dei portieri, ha meritato in categorie superiori e quindi tutte queste cose hanno influito positivamente sulla sua prestazione. Giuseppe Di Dio è superfluo presentarlo, è un po' la storia del calcio a 5 a Palermo, ha giocato in categorie ben diverse, ha dato tanta esperienza, tanta umiltà, tanta professionalità in un contesto dove comunque questi aspetti già c'erano. E poi c'è stato il ragazzino Guglielmini che ha debuttato e spero anche in futuro che possa avere sempre un utilizzo maggiore, significa che cresce, quindi questo è quello che noi vogliamo dai nostri giovani. Mister, invece adesso parliamo un po' di statistiche, so che lei le cura molto attentamente e le dico subito che quest'oggi la sua formazione era la seconda peggiore difesa del campionato, ma oggi 5-0 il risultato, porta inviolata, quindi cosa è cambiato? Ma è una cosa che sapevamo da tempo, noi abbiamo viaggiato con questa classifica secondo miglior attacco e seconda peggior difesa in quasi tutto il girone di andata. Ha inciso anche la debacle che abbiamo patito ad Alcamo proprio contro il Bonifato, che è stata una partita disastrosa, ovviamente perché sono stati molto bravi anche loro, ed è stata la partita che ha cambiato un po' il campionato. Da quel momento sono venuti 6 risultati positivi e la vittoria ad Alcamo contro lo Sporting, però quella statistica è rimasta inalterata per tutto il girone di andata. Ripeto, ci stiamo lavorando cercando di coniugare come si sta in campo con le caratteristiche dei ragazzi, l'arrivo di Cutrona, di Diddio, e in relazione a quello che possiamo fare meglio a livello difensivo. Quindi abbiamo agito sia sugli uomini che arrivano e anche su alcune variazioni e alcune coperture difensive che durante il girone di andata non sempre ci sono state. Lei mi ha citato giustamente la gara di andata, 8-0 il risultato molto pesante. Qual è stata la differenza, forse se lei dovesse dirne una in particolare, che oggi non c'è stata? Ma con tutto quello che avevamo col Bonifato, l'8-0 nasce dal fatto che non avevamo un solo difensore. Quel giorno avevamo soltanto giocatori con spiccate doti offensive che hanno beccato la giornata sbagliata e nel momento in cui dopo pochissimi minuti eravamo già con 3 gol sotto, la partita poi ha preso una piega che ovviamente ci è servita ad abbassare un po' le ali e nel contempo ad avere l'umiltà che ci ha consentito poi di rimontare. Credo che la forza di questo gruppo, anche del rapporto che ho con il mio presidente, è nato proprio ad Alcamo. Là si poteva sfasciare tutto, oppure invece riboccarci le maniche e reagire, è quello che è accaduto. Invece adesso diamo uno sguardo alla prossima partita contro il CUS Palermo, come la preparerà e cosa si aspetta vista la squadra che affronterà. Queste sono partite che si preparano da sole, perché giochi con il CUS, è un derby molto sentito, giochiamo in un palazzetto bellissimo contro una squadra fatta da ottimi giocatori e quindi è normale che è una partita che si prepara con grande emozione, con grande concentrazione, con grande voglia. Vogliamo andare lì e giocarcela, fermo restando che sappiamo che andiamo a incontrare una squadra estremamente dotata e con tanti giocatori di ottima categoria.
iniziato il secondo tempo di Panormos Gela, 14ª giornata del girone A del campionato Under 17 Elite siciliano. 4-1 il parziale, con la Panormos che all'inizio era andata sotto con il gol di Nobile, poi c'è stata la rimonta con le reti di D'Amico, la doppietta di Imperato. In mezzo a questi due gol c'è stata la marcatura da parte anche di La Motta. Panormos in maglia verde scuro con inserti neri, il 4-3-3 di Salvo Lo Giudice, nessun cambio da una parte e dall'altra. Presti Giacomo in porta, in difesa Viola, Provenza, Mattaliano e Boatta. A centrocampo Quattrocchi, Geraci e Bellingardo, in attacco D'Amico, Imperato e La Motta. Il tridente andato a segno questo pomeriggio. Gela invece in maglia giallo-fluo, il 3-4-3 di Giuseppe Ferrigno, Messineo in porta, poi Pappalardo, Zuppardo e Gran Villano in difesa. A centrocampo Migliorisi, Minardi, Nobile e Vespa. In attacco Lomaio, Tinirello e Marco Ferrigno. Avanti la Panormos che si proietta con Imperato, finisce giù su un fallo secondo l'arbitro Giovanni Arena della sezione di Palermo. Facciamo un recap anche per quanto riguarda le due panchine. Panormos che ha lo Iacono come secondo portiere, poi Novara, Liga, Profeta, Chinnici, Trapani, Fazio e Scardina. Gela invece con Maganuco come secondo portiere e poi Italiano, Gangi, Internullo, Intanno, Saccomando e Battaglia. Ha piovuto nel corso del primo tempo, una pioggia leggera ma che unita al vento ha dato sicuramente fastidio a chi è sceso in campo. Sulla conclusione da fuori per il Gela con Nobile c'è stata la deviazione in calcio d'angolo. La squadra di Giuseppe Ferrigno vuole sicuramente rimontare questa situazione. In questa ripresa la battuta di Minardi, secondo palo, colpo di testa pericoloso con Nobile, il più pericoloso, anche se Tinirello si è dato da fare per il Gela. È finita intanto la sfida tra Buon Pastore e Calcio Sicilia. Vittoria per il Calcio Sicilia con il risultato di 3-0. Sembrerebbe così, ancora da confermare, però sembrerebbe questo, con lo lungo in testa alla classifica, 33 punti a più 8 sulle Trapani secondo, Bravo Marco, va bene. che nel pomeriggio ha pareggiato per 1-1 contro il Cus Palermo. C'è stato l'1-1 anche tra Vilabate e Vis Palermo. Vittoria per il Gonzaga di misura 1-0 sulla Fortitudo Bagheria. Dicevamo della vittoria del Calcio Sicilia. La vittoria momentanea ma allo stesso tempo schiacciante della Panormos per 4-1 sulla Gela. Mancano ovviamente appunto 40 minuti ancora. Domani il posticipo alle 11:30, la sfida tra Academy Palermo e Atena. Questo qui è tutto il quadro di questa 14ª giornata del girone A del campionato Under 17 Elite siciliano. Il tiro con il destro al volo di Tinirello, risponde Presti Giacomo. Occasione Gela, squadra che è partita bene nel primo tempo,
segnando anche il gol del momentaneo 0-1. Adesso ha un po' lo stesso approccio in questa ripresa. Il tiro di Marco Ferrigno, c'è posizione di fuorigioco, di rientro secondo l'arbitro. Lancio profondo, pallone conquistato dal Gela. Adesso si trova tra i guanti di Messineo. Piccolo refuso, ovviamente il Calcio Sicilia ha 30 punti. Con la vittoria di oggi l'allungo al Trapani è di 5 punti. Fallo laterale per il Gela, conclusione al volo di Minardi. Con questa vittoria la Panormus, si staccherebbe dal Gela di 3 punti, dato che prima di questo match entrambe le squadre erano a 21. Panormus in questo momento a 24 al terzo posto, a scavalcare il CUS Palermo a 23. Panormus a questo punto a -1 dal Trapani secondo, ricordiamo a 25. Gela che invece resterebbe con questo risultato a 21, sempre sì all'interno della zona playoff, assieme alla Fortitudo Bagheria. Grande parata di Presti Giacomo sul tiro cross dalla distanza, arrivato da parte del Gela, calcio d'angolo. Verrà battuto da Minardi. Pallone in basso, intercettato. Nuovo recupero, Tinirello. Presti Giacomo. Teniamoci. Nobile, sale il Gela, lo ferma all'altro 8 Geraci. Passaggi rapidi richiesti da Giuseppe Ferrigno, perché gli avversari della Panormus arrivano con tanti uomini a pressare il portatore di palla. Poi facciamo sempre conto anche delle piccole dimensioni di questo campo, che rendono un po' il tutto più particolare e diverso. Iperato, lanciata la Panormus in avanti, la Motta, il tiro morbido con la risposta di Messineo. Si gira ancora la Motta e in mezzo a 3 avversari viene trattenuto anche per la maglia. La Panormus adesso preferisce ricominciare da dietro. Colpo di prima di D'Amico, che adesso sale, si deve fermare, ce l'ha sul mancino. Gioco di gambe, vince un rimpallo, prova il cross, pallone sul fondo. Forse poteva conquistare anche un calcio d'angolo. Situazione però difficile da lì.
copro dietro, copro dietro. Pallone fuori. C'è la rimessa per il Gela. Nessun fallo secondo l'arbitro qui. Sponda di testa di Tinirello. Si cercano altri tentativi. E la squadra di Giuseppe Ferrigno continua ad avanzare. Gela che ha effettuato anche un cambio con l'uscita di Lomaio per l'ingresso di Intanno. Ok, va bene, va bene, va bene. Bravo Marco, bravo! Bravo Marco! C'è pressing però, e allora rimessa per la Panormus, affidata alle mani di Viola. Geracci. Ancora Viola, lancio di testa a levar via il Gela verso l'interno. Tinirello, il pallone non passa comunque, viene ripreso da Minardi che si affida a Gran Villano. Risposta di testa, cerchio di centrocampo, stop a seguire provato da Migliorisi. Il recupero di Boatta, lanciato la Motta in piena area di rigore, leva via Zuppardo, unico munito del match al momento, giallo per lui. Nel corso del primo tempo si cerca sempre la sponda giusta, pallone non mantenuto in campo da Boatta e rimessa laterale. Cambio, signore. Cambio fa Normus, la prima scelta dalla panchina anche per lo giudice. Bravo Peppe! Bravo Peppe! Esce Viola, entra Liga. Vai Manu! Forza Manu! La rimessa è lunga, il colpo di testa di Bellingardo, la risposta in zona difensiva con la ripresa da parte del Gela. Fallo su Geraci. Spray per Geraci. Nella zona dell'anca sinistra. Accompagnato a bordo campo dallo staff della Panormus. Mattaliano da un lato all'altro, anche in diagonale a cercare D'Amico. Di testa il nuovo entrato Liga. E calcio di punizione per il Gela. Colpo di testa voluto da Tinirello.
D'Amico rispedisce indietro Zuppardo, Forte, Samu! perde palla però subito il Gela e allora tra le linee corre la Panormus, se la va a chiamare Messineo. Altro cambio quasi pronto per la Panormus, rimosse dalla panchina di Salvo Giudice, lanciato la motta, la alza Zuppardo, si va con il cambio, pronto ad entrare Fazio. Bravo Andrea! Esce D'Amico, l'autore del primo gol dei 4 segnati dalla Panormus. Dentro, come detto, Fazio. Rimessa lunga, stava andando al colpo di testa verso la porta. Bellingardo. Altra rimessa. Cerca di coordinarsi Bellingardo per una nuova opportunità. C'è soltanto rimessa dal fondo. Saliamo, vai Gabriele, dai! Giratevi, giratevi! Il centrocampo! Dobbiamo saltare! Dai, grinta ragazzi! Via! Ragazzi, vediamoci! Tutto regolare nel controllo di Miorisi. Giracci lancia sempre verso destra, sponda di Fazio che fa correre la motta. Troppa fretta, secondo lo giudice, nella manovra dei suoi. Vabbè. Lancio dalla difesa, pallone che scorre, poi contrasto con Pappalardo e Fazio, da fuori il tiro sul palo di Imperato. Bravo Simone, bravo! Giochiamo, dai, giochiamo! Possibilità per il 5-1 per la Panormus con questo tiro di Imperato dalla distanza che è finito sul palo. Torna a piovere, Bravo, vabbè! sempre in maniera leggera. Giocare, giocare, giocare! In difficoltà un pochino la Panormus in difesa, la gestione del Gela, in due ad andare sul pallone, Minardi e Migliorisi. Si torna da Messineo. Giracci prolunga, Fazio aspetta il rimbalzo giusto, la alza Bellingardo, anche Quattrocchi, destro che passa, scorrevole, Bravo Simone, bravo! ennesimo pallone fuori.
Provenza, sbaglia il lancio lungo, finisce in fallo laterale questo pallone, meno di 25 più recupero alla fine con la Panormus che sta gestendo questo 4-1. Gela che era partito bene all'inizio di secondo tempo, ha fatto bene anche l'inizio del primo, trovando il gol del momentaneo vantaggio. Per il resto Panormus in dominio, anche se la partita in mezzo al campo rimane combattuta. Panormus che nel segnare via via i gol ha avuto sempre un po' più di fame nel produrre occasioni. Il passaggio per Gangi, è stato lui ad entrare nel Gela, non Intanno. Lancio profondo di testa, Pappalardo. L'ultimo tocco al pallone è di Bellingardo per levarla via dal campo, anche perché c'è un giocatore del Gelaterra, quindi gioco fermo. Spray per Nobile. Vedremo se si opterà per il cambio dalla panchina. Controlla un po' la caviglia destra Nobile. Gira, recupera questo possesso. Migliorisi, passaggio dietro, lancio morbido di Minardi, ancora Migliorisi, pallone salvato, ma c'è Pappalardo, è rientrato in campo Nobile nel Gela. Tutto ok. Nuovo cambio per Giuseppe Ferrigno, entrerà Battaglia. Esce Minardi. C'è un cambio anche per la Panormus. C'è un giocatore della Panormus a terra. Si rialza in questo momento. Si tratta di La Motta. Si intensifica la pioggia. È rimessa dal fondo. Un pallone in gioco per Messineo di testa. Il colpo di Gangi
si va a prendere il calcio di punizione. 3 gol da recuperare come minimo in 20 minuti per il Gela, anche se rimane la difficoltà nel produrre azioni da gol verso la porta di Prestigiacomo. La battuta della punizione, sia la deviazione di Prestigiacomo sulla proposta di Zuppardo. Pallone che scorre, secondo pallone anche lì. Un giocatore in maglia giallo-fluo va a colpire verso la porta. Potenziale chance sfumata per il Gela. Ci prova il Gela, altro calcio di punizione. Guadagnato da Marco Ferrigno. La battuta alta di Zuppardo. Cambio Panormus. Bravo, Samu! Esce Quattrocchi al suo posto, Profetta. Terzo cambio per lo giudice. Oltre a Profeta sono entrati Liga e Fazio, rispettivamente per Viola e D'Amico. Nel Gela invece soltanto 2 cambi al momento, l'ingresso di Gangi per Lomaio e poi Battaglia per Minardi. Altra punizione guadagnata dalla squadra di Giuseppe Ferrigno, la prende Prestigiacomo. Punizioni che sono state battute più o meno dalla stessa zona di campo, sul o poco più avanti il cerchio di centrocampo. Il colpo di Lamotta, fallo subito, altra punizione. Bravo Marco, bravo. Battuta in mezzo in 2, non riescono a colpirla di testa né Imperato né Fazio, ma c'è segnalazione di fuorigioco per l'arbitro. È finita 4-0 per il Calcio Sicilia sul Buon Pastore. Sembrerebbe essere così. Occhio alla Gela in area di rigore, la girata di Marco Ferrigno. Prestigiacomo sul suo palo,
calcio d'angolo. L'ha dovuto far girare, lui rischia il rigore, oppure fa diversamente. Tinirello dalla bandierina. Ci prova il Gela, poi c'è il tiro da fuori di Migliorisi. Posizione di fuorigioco poi segnalata dall'arbitro. Altra chance per il Gela, che sta crescendo in vista di questo finale. Dai, raga, forza! Guarda l'esterno! Guarda l'esterno! Spesso i palloni calciati da fuori cambiano traiettoria durante la loro corsa in aria nel viaggiare verso la porta. Dando un po' l'effetto, stesso Presti Giacomo però si è fatto trovare pronto. Simo! Giocare Andrea! Punizione Panormus, sponda di Imperato, pallone in fallo laterale. Colpo di testa, pallone regalato a Profeta, alzata morbida, la prende di testa Bellingardo con le spalle verso la porta, pallone scomodo per lui. Avanti il Gela, conclusione da fuori di Marco Ferrigno. L'insistenza degli ospiti. Nuovo cambio. Esce Granvillano al suo posto Italiano. Terza mossa anche per Giuseppe Ferrigno. Bravo Simone, bravissimo! Bravo Simo, dai, bravo Simo, bravo! Cambio anche nella Panormus. Con l'uscita di Imperato per Trapani. Dai Flavio, forza! Trapani dietro, Flavio, stringi dietro. Proposta profonda per la Panormus. Pallone a Messineo. Adesso è il Gelo un po' a tenere il pallone. Marco Ferrigno non passa. Allora viene
lanciata la Panormus, occhio a Messineo che lascia lì questo pallone, l'opportunità per Trapani, il gol di Trapani per il 5-0 che dalla panchina mette il suo sigillo. 5-1 Panormus. Bravo Flavio, bravissimo. Dai raga, forza. Bravo i ragazzi. Giochiamo, Bravo Andrea. Cambio Panormus, esce Bellingardo. Dai, Chinnici, dai. Al suo posto Chinnici. Bravo Fede. Esce anche Boatta. Lorenzo. Al suo posto Novara. Partita ormai chiusa anche con il gol di Trapani, il primo di questo secondo tempo. Continua ad andare avanti la Panormus, a crederci Nicolò in mezzo. nel produrre altro oltre a ciò che ha già fatto nel corso di questo pomeriggio, però tanto in termini offensivi con i 5 gol. Alla vigilia sembrava essere un match equilibrato tra due squadre all'interno, a ridosso della zona playoff. Ma questo qui è un campo che la Panormus conosce abbastanza bene.
questo pomeriggio, ma c'è la scivolata decisiva nel fallo laterale da parte di Liga. Adesso la rimessa sarà battuta con l'italiano. Ci sarà ancora da giocare. Questo finale di partita. Novara, il pallone arriva nella zona di Sinistri, colpo di testa, scontro con Italiano. Calcio di punizione per la Panormus. Vuole 4 in barriera Mucineo. Passa la battuta sul muro. Gioco suo. La Panormus. La ricerca di un colpo di testa. C'è un colpo verso la porta da parte di Lamoccia, poi in piena area di rigore. La chance per fare 6-1. Mucineo protegge la propria difesa. Il tentativo di Lamoccia nel cuore dell'area. Angelo Panormus, pallone al centro. Fallo subito da Geppardo. Rinvio sul difensore, c'è un altro, così. Avanzata di Trapani a mandarla fuori. Adesso il colpo di testa da parte sua. La gira a Chinucci. Questo torna in difesa, pallone addosso a Gerati. Fischio dell'arbitro, punizione stavolta per il Gela all'interno di questo tempo di recupero. Batte sta comando. 3 in barriera per lo Iacono. Sta comando diretto verso il centro dell'area. Geppardo prova a girarsi. C'è una calciare verso la porta dopo l'assist del difensore. La corsa di Gerati imbucata, stava riuscendo per spazio contro il centrocampo. Punizione battuta subito, Gerati rimasto a terra. Internulo, duello con Novara. È ufficiale adesso il 5-1 della Panormus sul Gela.